Eccole le 18 bandiere di guerra delle truppe alpine. Per la prima volta tutte assieme hanno sfilato ieri sera al termine della prima delle 3 giornate della 93esima Adunata Nazionale delle Penne Nere, nell'anno in cui si ricordano anche i 150 anni dalla nascita delle prime compagnie montanare del Regio Esercito Italiano. Un evento storico, il passaggio in piazza Cavour a Rimini delle bandiere di tutti i reggimenti per l'adunata del ritorno o della rinascita, come hanno ribattezzato questo appuntamento, rinviato per ben 2 anni. È stato un ritorno veramente piacevole a una normalità che speriamo possa continuare. Io credo che sia questo il nostro messaggio, la volontà di un ritorno a una normalità, di guardare al futuro con fiducia, anche se purtroppo sappiamo che la pandemia da un lato non è completamente debellata e dall'altro purtroppo qui vicino in Europa abbiamo una guerra. Bandiere di guerra per ricordare chi è morto per la nostra pace, ha sottolineato il Presidente nazionale anche oggi in più momenti. Quello che noi vogliamo lanciare oggi come messaggio in questi giorni da questa adunata: solidarietà, pace, fratellanza. Fratellanza rappresentata dalla Fiaccola, proveniente da Milano, ultima città ad aver accolto gli alpini nel 2019, e accesa nello Stadio Neri dove il maltempo non ha permesso il lancio dei paracadutisti. Giornate inclementi sin dal mattino, come testimoniano le immagini di oggi con l'alzabandiera e gli inni a San Marino. Alpini accolti nella sala dei capitani reggenti dalla piccola Repubblica del Titano, mentre a Rimini è continuato incessante per tutta la giornata il passaggio dei visitatori nella cittadella storica militare, dove più di qualcuno si è soffermato davanti al pannello dedicato all'Ortigara, pensando già alla Dunata Triveneta che si terrà ad Asiago dall'8 al 10 luglio. 450.000 le presenze già calcolate, anche se molti alpini veneti giungeranno a Rimini domani mattina. E le immagini dell'alzabandiera ci rimandano già a domani, quando dalle 9 e probabilmente fino alle 20 le penne nere sfileranno a quota zero, percorrendo tutto il lungomare di Rimini.